Grande occasione per rendere le nostre istituzioni più efficienti, meno costose, più capaci di risolvere i problemi quotidiani della gente. Finalmente, dopo 35 anni di discussione, arriviamo al dunque: fine del bicameralismo, più stabilità per i governi, fine del contenzioso tra Stato e Regioni. Cosa cambia per la nostra Regione? Per la nostra Regione non cambia nulla, anzi migliora la situazione, perché la specialità non viene messa in discussione, viene rafforzata. E una delle critiche che si fanno alla riforma è che le specialità delle regioni vengono rafforzate. E poi cambia che vedremo un'Italia più efficiente, un'Italia più capace di affrontare le sfide. Insomma, anche sotto questo profilo i cittadini di questa regione hanno tutto l'interesse a votare sì. Cosa succederebbe se prevalesse il no? Succederebbe che abbiamo buttato via 35 anni di discussioni, che le riforme non si faranno più e che l'Italia resterà al palo come quel paese che dice, annuncia, promette e dopo non realizza mai.